e che dà particolare soddisfazione perché per come la provincia è strutturata oggi, riuscire a dare queste risposte di messa in sicurezza con interventi importanti sotto il punto di vista economico, perché sono fondi esclusivi della provincia, questi 1.245.000 che abbiamo speso qui, per come è stato fatto il lavoro, per l'impresa che ha lavorato, per il gioco di squadra con i territori. Oggi questo è un motivo di veramente grande soddisfazione. Era un impegno che avevo preso un paio d'anni fa circa, e forse anche 3, siamo riusciti ad onorarlo, e oggi coloro che frequentano questa strada, i malgari, i cittadini, i turisti, potranno farlo in totale sicurezza e non correre più il rischio di avere problemi con caduta massi o cose del genere. Quindi un gran bel lavoro, complimenti a tutti. Quindi a livello di interventi il consolidamento e la messa in sicurezza delle 3 gallerie. 3 gallerie su 4 con un intervento, con un vestito quasi fatto su misura, perché sono stati fatti avanzamenti e come vedete non è un lavoro tutto uguale, no? Laddove bisognava intervenire in modo più importante lo si è fatto, laddove si è potuto solo consolidare lo si è fatto, si sono studiati i drenaggi delle acque in modo tale che il lavoro poi duri nel tempo, con un lavoro certosino, oserei dire, e questo grazie al frutto della passione che ci hanno messo tanto l'impresa quanto i tecnici, quanto il geologo. Essere sul pezzo qui quotidianamente sempre ha consentito oggi di godere di questa messa in sicurezza e consentitemi di dire in questo contesto così bello, quasi uno spettacolo.